Le luci sono accese. Terza corsa, un miglio per anziani affidati ai Gentleman, trofeo Gentleman for Life, premio prodotti Leggerezza Orogel 1, Voilà Buio, Ciro Ciccarelli 2, Uppercut C, Miller Zanichelli 3, Vision dei Veltri, Jessica Pompa in seconda fila 7, Sheridan Treb, Patrick Romano 10, Uru Kenyatta, Rebecca Dami. Macchina che li va per lasciare. Stacca in questo istante. Partiti. Vision dei Veltri si impegna a sopravanzare Uppercut C in terza posizione, di dentro Voilà Buio con a lato Uru Kenyatta, alla retroguardia Sheridan Treb. Netto vantaggio Vision dei Veltri al completamento dei primi 200 metri in 14,8, un paio di lunghezze Uppercut C lascia più o meno identico intervallo Voilà Buio per linee esterne, previene al centimetro Uru Kenyatta che sembrava avergli rubato la posizione. Rimane così in terza corsia Uru Kenyatta perché la schiena di Voilà Buio è tenuta da Sheridan Treb, 30,5 i 400 metri iniziali per Vision dei Veltri che guida nei confronti di Uppercut C, al cui salchi c'è Voilà Buio e Uru Kenyatta è in terza corsia ormai da un pezzo, i 600 in 46,2. La schiena di Voilà Buio è infatti tenuta da Sheridan Treb, è stata abbastanza elaborata la parte tattica, il primo giro in 1-1 appena abbondante, elaborata soprattutto perché sono solo 5 cavalli. Voilà Buio che ora con maggior decisione si impegna a lato di Uppercut C e va al fianco di Vision dei Veltri, i 1000 di gara passati in 1.16,4. Voilà Buio che insiste, copre interamente Vision dei Veltri a metà della dirittura opposta, i due hanno chiaro margine di vantaggio con Voilà Buio che sopravanza Vision dei Veltri quando si va all'imbocco della piegata conclusiva, la dritta opposta in 14,3, i tre quarti miglio in 1,37, sulle tracce dei due c'è Sheridan Treb, Voilà Buio che è passato di mezza lunghezza nei confronti di Vision che rimane lì a lottare, poi Sheridan Treb, ingresso alla dritta arrivo con Voilà Buio che ha tre quarti margine su Vision dei Veltri all'ingresso della dritta arrivo, Voilà Buio è in vantaggio, Vision dei Veltri di dentro, poi Sheridan Treb, Voilà Buio che passa definitivamente nei confronti di Vision dei Veltri, Voilà Buio che viene a vincere davanti a Vision dei Veltri, comunque decisamente valida. Al terzo ha contatto Sheridan Treb, 2 minuti e 6 decimi, 1:15,4 la media al chilometro per il successo del chiaro favorito Voilà Buio. Ciro Ciccarelli per Afrim Schmidra, i colori del signor Marcello Salvadori, il numero 1 sul tabellone al primo posto, al secondo il 3 di Vision dei Veltri, al terzo il 7 di Sheridan Treb, la linea che va a Via Liberti.